Mercoledì 21 dicembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo a titoli presenti sulle due prime pagine. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita al turismo in provincia di Belluno. Turismo. Torna la tassa di soggiorno. La quota dei soci non basta, il nuovo ente avrà bisogno di più fondi e la provincia ha un suggerimento per i comuni. Nel 2019 l'imposta aveva prodotto oltre 3 milioni di euro, l'anno successivo gli incassi causa Covid si erano dimezzati. La fondazione DMO è nata, al momento ha denaro per poter esercitare, ma in futuro dovrà autosostenersi, insomma per la nuova formula di promozione turistica serviranno soldi. Ecco perché si è iniziato a ragionare sulla possibilità che tutti i comuni applichino la tassa di soggiorno, anche quelli più piccoli. Se ne è discusso ieri in provincia durante la presentazione della nuova DMO che da consorzio è diventata fondazione. Nel 2019 la tassa ha generato incassi per 3.164.000 euro, crollati poi nel 2020 a causa del lockdown a 1.625.000 euro, meno 48,6%. Foto di copertina: Falcade, Bruna Sport abbassa le serrande dopo 43 anni. Sci di Fondo chiude l'ultimo negozio. Ultimi affari, poi si chiude, abbasserà per sempre le serrande. A fine gennaio il negozio Bruna Sport nel cuore di Falcade, che per 43 anni ha rifornito gli appassionati non soltanto della zona di sci di fondo e di sport legati alla montagna e al trekking. Cortina Dobbiaco, pericolo valanghe sulla Gran Fondo, la grande manifestazione di sci nordico potrebbe essere costretta a cambiare tracciato. E ancora Monte Grappa, riserva della biosfera, il sì della regione. Riserva di biosfera del massiccio del Grappa, il Consiglio regionale approva all'unanimità un ordine del giorno per la valorizzazione. Ancora da Cortina, Lampezzo chiama un manager via gli individualisti. Pianificare una strategia comune di promozione di Cortina d'Ampezzo è l'obiettivo dell'amministratore comunale, che per questo ha riunito tutte le categorie economiche, chiamando a dirigere i lavori il catalano Josef Ejarche, incaricato già 12 anni fa dal consorzio di allora. Il manager ha messo subito i paletti: serve collaborazione e rompere la logica dell'eccessivo individualismo che ha regnato per anni a Cortina e talvolta purtroppo si manifesta ancora. Il personaggio Stefania Costantini, un 2022 d'oro, la mia passione è il mio lavoro. Si ricorderà del 2022 la cortinese Stefania Costantini, prima oro alle Olimpiadi di Pechino nel curling e poi chiamata a far parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della polizia. Adesso che è riuscita a far combaciare la sua passione per il lavoro, può concentrarsi sui prossimi traguardi. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, capoluogo De Pellegrini, il sindaco: non abbiamo nascosto mai nulla. Accusato da 3 consiglieri di minoranza di non essere trasparente e di aver disatteso le promesse di non aumentare le tasse, il sindaco Oscar De Pellegrini replica senza sconti: mi stupiscono le parole dei consiglieri perché i temi sono stati affrontati nelle commissioni e rispetto, per esempio, alle tariffe della Sersa e all'attuale situazione finanziaria della partecipata è stata data puntuale comunicazione. A Gordoasca, benefit per cercare di trattare i dipendenti. Ancora dalla prima pagina, Belluno, incidente sulla statale 50, strada interrotta e lunghe code verso ponte. Una notizia anche che riguarda l'associazione Bellunesi nel Mondo, il calendario ABM, un 2023 dedicato alla fauna del parco, e questa è la copertina che accompagna appunto il calendario già spedito a tutti i nostri associati. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso in primo piano la sanità. Specializzandi di Padova come rinforzo all'USL numero 1. Accordo tra università e l'azienda bellunese che si impegna a trovare alloggi per i neolaureati. Al via studi clinici sulla salute in montagna, l'intesa sotto l'egida della regione. L'approfondimento da pagina 14 a pagina 15. Foto di copertina: una valanga artificiale, finte vittime sotto la neve, soccorso alpino affina le tecniche di intervento. Una valanga provocata artificialmente, finte vittime rimaste sotto la neve è lo scenario nel quale si è svolta a Passo Cibiana una esercitazione che ha coinvolto una ventina di addetti del soccorso alpino della stazione di Pieve. Un importante
Momento per affinare le tecniche dell'intervento ed ecco appunto nella foto di copertina un momento, scusate il gioco di parole, di questa esercitazione che si è svolta nella giornata di ieri. Il caso allo strappo, ladini divisi, i paesi storici abbandonano la federazione. La lettera è arrivata pochi giorni fa, 10 righe stringate senza motivazioni per annunciare l'uscita delle unioni ladine dei comuni storici, cioè Cortina, Livinallonga e Colle Santa Lucia, dalla federazione delle Unioni Ladine del Veneto, dove erano da 30 anni e che a lungo hanno guidato. Hanno obiettivi diversi dai nostri, obiettivi politici, hanno ripreso il percorso del passaggio all'Alto Adige, commenta il presidente Lucio Eicher-Clere, che vediamo in questo scatto, che non nasconde i problemi. Per Arolo, Cadore Asfalti 200.000 euro in benefit ai dipendenti, la Cadore Asfalti distribuirà circa 200.000 euro in benefit agli 80 dipendenti e ancora a Belluno la School Run ha un bivio sul tavolo anche l'addio, il comitato organizzatore siamo cresciuti, dobbiamo strutturarci o smettere, resta il problema dei volontari. Viabilità, Feltre rinuncia alla ZTL notturna, rimossi i cartelli in centro storico, i limiti della viabilità erano stati già autorizzati dal Ministero, le telecamere leggi targa resteranno spente. E ancora Premuda deve lasciare azienda speciale Cortina senza amministratore, l'approfondimento a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente veronesi. Siamo a pagina 2, la legge di bilancio, manovra, maratona nella notte per l'ok, il governo cede sullo scudo per gli evasori, battaglia in aula, opposizioni furiose, il terzo polo abbandona i lavori, si va verso il voto di fiducia per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio. Si fermino altrimenti, porteranno l'Italia in esercizio provvisorio e sarà solamente colpa loro. Questa è la dichiarazione di Enrico Letta, segretario del PD. Tommaso Foti, invece capogruppo della Camera dei Fratelli d'Italia, la tregua fiscale andrà in un altro provvedimento, sarà la maggioranza a scegliere dove. Ecco alcuni riassunti portati dal Corriere delle Alpi. Neo maggiorenni, addio definitivo alla 18 app, ora la carta cultura e merito. Credito, tasso sulle banche per i nuovi sconti sui POS, fisco, sconti ai pensionati. A pensionati monegaschi, interessi al 2% su ravvedimenti. E ancora guardiamo altri punti, se ci sono, c'erano questi 2-3 punti. A proposito di politica, maggioranza in tilt, alta tensione tra alleati e l'accelerazione per timore della fuga di Natale dei parlamentari, Giorgetti, ministro dell'economia, sfiducia il suo vice Leo e arruola l'ex montiano Zanetti come consulente sul fisco. Queste le cifre della manovra che dovrà essere approvata entro fine anno. 35 miliardi di euro è il valore della prima manovra economica del governo Meloni, 21 miliardi di euro sono destinati a misure per contrastare il caro bollette. Troverete a pagina 4 l'intervista a Matteo Renzi, questa è una manovra tutta di marchette, via la 18 app per i salva calcio, una follia, i leader di Italia Viva, salvo solo 3 ministri, Nordio, Tajani e Crosetto, se sblocca i cantieri anziché stare su TikTok, Salvini fa bene al paese. Queste alcune dichiarazioni che troverete in questa intervista, ma continuiamo invece adesso con la scandalo che ha coinvolto l'Europarlamento, siamo a pagina 5, Panzeri pronto a collaborare e davanti ai PM accusa Tarabella, i verbali dell'ex europarlamentare sul Qatargate, per i giudici di Brescia esistono gravi indizi sulla moglie. La tela dei Caili, l'ex vicepresidente ha costruito una rete di relazioni fuori dal suo partito, dai voti col PPE alle trame con Panzeri, ora l'indagine interna dei socialisti. Vedremo l'evoluzione di questo scandalo che ha convalto appunto l'Europarlamento. A pagina 6 invece l'emergenza Mediterraneo, Fatima, il miracolo di Lampedusa. Dopo il dramma della piccola Rochia morta in mare, la bimba venuta alla luce sulla vedetta dei soccorsi è il simbolo della rinascita sull'isola dell'emergenza ed ecco appunto il momento della nascita della piccola Fatima insieme alla mamma in ospedale ad Agrigento dopo il trasporto in elicottero dall'isola di Lampedusa. 43 il numero di persone salvate lunedì notte dalla Guardia Costiera, tra cui la neomamma, 145 i migranti che hanno raggiunto Lampedusa nella sola giornata di ieri con 3 sbarchi. Attualità, scuola, stop ai cellulari, la regola esiste già ma il 70% dei ragazzi si porta lo smartphone in aula con l'obbligo di spegnerlo solo durante i compiti. Notizie adesso che riguardano il Veneto, barazzo di ferro sull'aeroporto di Venezia, se ne parla da 2 giorni di questa idea del comune di Venezia, no alla nuova tassa, questo è il titolo, un fulmine a ciel sereno, utile solo ai bilanci del comune, è compatto il muro eretto dall'Associazione del Turismo contro l'imposta di imbarco per chi decolerà dal San Marco, l'idea è di applicare 2,50 euro a passeggero.
Sempre dal Veneto, pagina 11, autostrade, traffico, boom in Veneto, modello Genova per la terza corsia, raggiunti i livelli del pre-pandemia, Fondazione Think Tank, accelerare i lavori sulla Venezia-Trieste. Troverete anche un grafico che rappresenta il traffico sulla rete autostradale di verde, in verde il 2019, in azzurro il 2020, in giallo il 2021 e in arancione il 2022, e vediamo appunto che in tutte le autostrade gestite nel nostro paese siamo arrivati bene o male ai livelli di traffico prima della pandemia. Tapì passa da un fondo all'altro, Stirling Square compra da Wizz Economia Veneta. Il big mondiale delle chiusure negli ultimi 5 anni ha quadruplicato i ricavi, l'operazione si concluderà nel 2023 con una valutazione di circa 300 milioni. Ma passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 14, notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, la sanità che cambia, patto ULSS 1 e Università di Padova per portare specializzandi a Belluno. L'Ateneo garantirà ai medici e avvierà studi clinici sulla salute in montagna, l'azienda offrirà alloggi ai neolaureati. L'articolo a firma di Paola Dallanese. USL Dolomiti Università di Padova insieme per garantire medici specializzanti agli ospedali del Bellunese e l'avvio di percorsi di formazione sui temi della salute in montagna anche in vista delle Olimpiadi. Quello che è stato siglato in questi giorni è un importante protocollo unito nel suo genere, nato dalla collaborazione tra USL Dolomiti, Regione Veneto e Ateneo Patavino per rafforzare la collaborazione nell'ambito della formazione sanitaria tra le Dolomiti per lo sviluppo della salute in montagna, dicono dalla Regione Veneto. Il protocollo infatti impegna da un lato l'università ad aumentare il numero dei medici in formazione specialistica che completeranno il percorso di studi nelle Dolomiti e dall'altro l'azienda sanitaria ad offrire loro supporto logistico attraverso la messa a disposizione di una soluzione abitativa. Senza personale, a rischio il piano per la demenza, notizia invece che riguarda sempre la sanità bellunese, declino cognitivo, in provincia mancano psicologi e terapisti occupazionali, la neurologa Paduan, serve una rete di supporto. Centro Cusighe, gestione critica, sono servizi di bassa qualità, la Coop Rosa non viene pagata dall'USL da agosto e di servizi restano, il direttore del sociale USL dai parenti degli ospiti, proteste quotidiane. Si parla di turismo a pagina 16, DMO guarda al 2026, a febbraio il sito, a marzo il nuovo CDA. Trasformata in fondazione avrà più accesso ai fondi pubblici, le quote dei soci raddoppieranno per rafforzare la struttura. E sempre per quanto riguarda il turismo in provincia di Belluno, notizia di spalle, Neve Gale, siamo nel capoluogo, al gestore i costi per smantellare gli impianti dismessi. Il comune detta anche aperture e tariffe. Il caso che troviamo a pagina 17, minoranze linguistiche, ladino a rischio, serve un'agenzia, le associazioni puntano ai fondi FCC. Fondi dei comuni confinanti. Richiesta di Federazione delle Unioni Venete, Musla e Barda, la lingua è un marchio identitario, va insegnata a scuola. Un'agenzia per le questioni ladine a Palazzo Piloni è quanto hanno chiesto ieri in provincia i ladini della Federazione dell'Unione Venete con il presidente Lucio Eicher-Clere, i giovani del Musla, il movimento nato in Agordino a difesa della lingua ladina, i rappresentanti del Barda e il sociologo Diego Casona che ha stilato un dettagliato rapporto sul rischio di estinzione del ladino. L'audizione davanti al Consiglio provinciale arriva al termine di un articolato percorso che ha portato prima di tutto una delegazione della Federazione a Strasburgo, dove al Parlamento europeo sono state illustrate le difficoltà e le richieste del mondo ladino bellunese. C'è stata poi la presentazione del rapporto in 4 vallate, ovvero Comelico, Zoldo, Agordino e Cortina. E sempre a proposito dei ladini, Cortina, Livinallongo e Colle escono dalla federazione, hanno obiettivi politici. La decisione è comunicata con una breve lettera. La lettera è arrivata pochi giorni fa, 10 righe stringate, senza motivazioni per annunciare l'uscita delle unioni ladine dei comuni storici, cioè Cortina, Livinallongo e Colle Santa Lucia, dalla Federazione delle Unioni Ladine del Veneto, di cui è presidente Lucio Eicher-Clere. E proprio lui a spiegare quello che è accaduto. È una decisione che comporta qualche problema, dice Eicher-Clere, riferendosi allo statuto della federazione e anche ai riferimenti legislativi della regione, in cui si parla di federazione e non di singole unioni. Sono almeno 30 anni che le unioni di Cortina, Colle e Livinallongo sono nella federazione, anzi ne sono state a lungo al vertice, una convivenza che ha generato parecchi contrasti, che sono quelli che si vivono in provincia dopo il riconoscimento come ladini di 38 comuni bellunesi, con una popolazione complessiva che supera le 54.000 unità. E dei pellegrini si infastidisce, poca trasparenza, non accetto. Altra notizia che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi, il sindaco ai consiglieri di Valore Comune, il mio ufficio aperto, gli aumenti delle tariffe sono sempre stati affrontati in commissione.
Passiamo a pagina 19, Aldi apre il suo supermercato, vendite al via con il sottocosto. L'inaugurazione domani, il punto vendita si sviluppa su oltre 900 metri quadrati, attività 7 giorni su 7, nel parcheggio anche la ricarica per auto elettriche. L'iniziativa Le foto di Carlotta Osta, omaggio ai pompieri, la mostra al comando e ancora le stelle di Natale non si vendono, loro vivaisti in seria difficoltà. L'allarme di Confagricoltura, gran poca gente e molti comprano i fiori al supermercato. Il caso Belluno School Run a un bivio, o si struttura o non si farà più. Il comitato organizzatore ragiona sulla formula per gestire entrate e spese, ma c'è il problema dei volontari, quest'anno raccolti 30.000 euro. Sempre dal capoluogo, Castione, primarie più efficienti, a gennaio i lavori, e ancora le scuole in rete sono maggiorenni e un libro a Marcord per i festeggiamenti. Fra le 400 pagine si trovano progetti e approfondimenti sull'educazione civica. Si parla di meteo a pagina 21 del Corriere delle Alpi, il termometro su da Natale, anche 8 gradi sopra la media. Le previsioni dell'ARPAV annunciano un innalzamento delle temperature, solo di notte il mercurio scenderà sotto lo zero, attenzione alle valanghe. Elettrodotti, Vivaio Dolomiti, la provincia porti al tavolo i rappresentanti dei comitati e ancora il caso lanciarazzi abusiva costa la condanna fino al 3° grado, notizia di cronaca giudiziaria. Passiamo a Feltre, cancellata la ZTL notturna in centro storico dietro fronte del comune sul progetto. Era stato già tutto autorizzato dal Ministero, ora le telecamere leggi targa resteranno spente, i cartelli sono stati rimossi. L'assessore Curto, lasciare che tutti salgano in cittadella farà fare meno strada. Ancora da Feltre, ben 4 notizie, ben 4 richiami. Venerdì il Natale tra Feltre e le frazioni. Pasquer taglia con un coltello le gomme a 7 auto, denunciato il feltrino, notizia che abbiamo trovato nell'edizione di ieri del Gazzettino di Belluno. Feltre, istruttore amministrativo, un concorso comunale. Ancora Piazza Isola, aggressione al bar a 2 giovani clienti, si scusa e paga i danni. Passiamo a Sovramonte, fotovoltaico in Piemonte, il Consiglio investe con ACSM. Il progetto riguarda un impianto da mettere a regime già a inizio del 2024, dividendi invitanti, i partners stimano quote da 400 a 700.000 euro all'anno. Serena del Grappa riserva di biosfera, regione a fianco dell'UNESCO. Venezia ha riconosciuto la necessità di un sostegno. Il sindaco di Serena del Grappa Scopel, ora si mettono in atto le stesse promozioni dei siti UNESCO. Pedavena molesta gli ex suoceri, condannato a risarcire. E rimaniamo a Pedavena, il Monte Avena riapre le piste, c'è un nuovo campo scuola, prime sciate da venerdì, ski pass giornalieri interi a 22 euro, 25 nel weekend. Il presidente Gorza, prezzi concorrenziali, puntiamo sulle famiglie con reddito medio. Notizia di spalle che ci porta a Santa Giustina e precisamente a Salzan, strade da asfaltare, pronti 99.000 euro in parte della regione. Ancora dal Feltrino, Cesio Maggiore, i giochi di un tempo nel Lunazio del 2023. E sempre da Cesio i concerti di Natale a San Gregorio a Pezza. L'appuntamento è per giovedì 29 dicembre a San Gregorio nelle Alpi alle 20.30 nella chiesa parrocchiale e venerdì 30 dicembre alle 20.45 nella chiesa di Pezza. Siamo a Sedico con pagina 25 e 2 ufficio SRL a gonfie vele per i dipendenti in arrivo 1.000 euro. Dal titolare Roberto Vettorello un aiuto contro la crisi, un regalo di Natale per i nostri 30 collaboratori. Ancora da Sedico, morì colpito da un ramo, condanna riconfermata all'impresario boschivo. Borgo Valbelluna, viabilità comunale, pronti 702.000 euro, lavori in primavera. E ancora la sentenza, lesioni con un libro durante un diverbio, prende 4 mesi. Notizia che ci porta sempre in Valbelluna. Con pagina 26, notizia da Ponte nelle Alpi, una piazza a Cugnani, il sogno dei frazionisti sta per diventare realtà. Partiti i lavori che porteranno a creare anche un nuovo parco. Il sindaco Vendramini servirà pure per le manifestazioni. E sempre da Ponte nelle Alpi, notizia di spalle, danni eventi meteo del 2021, da Venezia 42.000 euro per l'ex Casa del Sole. Ancora da Ponte nelle Alpi, domani concerto folk di Natale dei Rudemà. Festival Dego, iscrizioni aperte fino al 31 di dicembre. E da Ponte spostiamoci a Longarone, un assegno sotto l'albero per le famiglie dei bambini nati negli anni 2020 e 2021, a ognuna delle 41 famiglie residenti consegnati dal comune 240 euro. Il sindaco Padrin, nascite stabili ma basse, proviamo a dare un aiuto. Ed ecco questa bellissima foto che rappresenta le nuove i nuovi nati del comune di Longarone tra il 2021 e il 2022.
Passiamo in Agordino con pagina 27. Agordo, ASCA c'è l'accordo sul welfare fino a 1.300 euro dipendente, prevista una parte fissa e una variabile da erogare in busta paga o in benefit, concordati poi 50 euro lordi a notte per il servizio passivo, massimo 5 al mese. Val di Zoldo, strada provinciale 251, l'ora X è vicina, riapertura entro il 2023. E sempre dalla Val di Zoldo gli artigiani tedeschi premiano Olivier con la spilla d'oro, e vediamo in questo scatto Dario Olivier premiato con la spilla d'oro e premiato anche in occasione dell'edizione 2022 del Premio Internazionale Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e all'estero. Siamo a Cortina con pagina 28, azienda speciale, l'amministratore lascia. Nominato dal sindaco solo il 13 di questo mese, il dottor Premuda rinuncia dopo pochi giorni per ragioni di salute. Notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi: valanga artificiale, finti sepolti, il soccorso alpino si esercita. Passo Cibiana, sede di una complessa simulazione con 28 addetti. Alex Pivirotto del soccorso alpino di Pieve ha coordinato e guidato l'intera operazione. Ed ecco alcuni scatti che rappresentano i momenti di questa esercitazione che, lo avete sentito, ha coinvolto ben 20 volontari. Pagina 29 per Arolo, Cadore Asfalti, 200.000 euro in benefit. Circa 80 dipendenti avranno buoni spesa e bollette e spese mediche rimborsate in busta paga tramite piattaforma online. La famiglia Olivotto, l'azienda ha degli utili grazie a chi ci lavora, è giusto premiarli. Auronzo, casa di riposo, il nuovo CDA è riuscito ad evitare il collasso. E ancora Vigo, per i danni del maltempo 2021, oltre 94.000 euro dalla regione per le elementari. Lorenzago disegna il Natale concorso per i bambini. Pieve di Cadore oggi alle 18, arte sartoriale dell'Ottocento al Museo dell'Occhiale. La rubrica Cultura e Società dedica spazio alla letteratura e all'ambiente. Gli occhi del lupo, il cervo e la farfalla curiosa nella natura e incontri che accarezzano l'anima. Il nuovo prezioso libro di Daniele Zovi con Giuliano Dall'Oglio è un taccuino di viaggio in un mondo possibile e migliore. Ed ecco appunto alcune illustrazioni che sono presenti in questa interessante pubblicazione. Dagli spettacoli, Mestre nel salotto di Alex, chitarra e parole è il tour sul divano, parliamo di Alex Britti. E ancora a Padova e Conegliano, riflettiamo con Brignano, ma diamoci del tu e facciamoci una risata. Dalla rubrica Giorno e Notte, rubrica dedicata al territorio bellunese, scie di luce in Ampezzo, i quadri di Dino Colli esposti all'Alexander Hall. Al Pago, come si fanno le cose, una commedia brillante. Appuntamento per venerdì 23 dicembre alle 20:30 al Teatro Casa della Gioventù di Puos. Limanna, il coro arcobaleno fa festa per la pace. E andiamo avanti con In Duomo nel segno di Bach con la messa in minore. Belluno, appuntamento oggi alle 19 nella Cattedrale San Martino. Il coro del Friuli sarà diretto dal maestro Andrea Marconi. Pagine sportive, incominciamo con la calcio di Serie D. La Dolomiti Bellunesi oggi a Montebelluna per regalarsi un Natale tranquillo. Alle 14:30 trasferta sul campo dell'ultima in classifica, Zanin, basta una sconfitta per essere risucchiati dietro. Calcio di eccellenza, Ivo Bez, ma quali scuse, il Longarone Alpina si è comportato male. Il bomber dell'Imana Cavarzano, questa è una delle sue dichiarazioni. Ancora sport, ancora calcio, giovanile, i pulcini in festa alla Coupe d'Ive a Lentiai, 15 squadre in campo al torneo della LG Valbelluna, successo del Lia Piave giallo, più di 400 spettatori in tribuna. Ed ecco le diverse squadre che si sono succedute. Basket Under 14, prima vittoria per il Feltre, Planet KO nello scontro diretto. Basket Under 13, settimo sigillo del Planet, Feltre dura solo 20 minuti. Ginnastica artistica, 190 bimbi per il provinciale Magnani, che bello il Demas pieno. La Juventus Alpina ha organizzato i trofei Polesso ed Allarmi, oltre alla società ospitante in pedana anche la Straponte Fare. Ed ecco alcuni momenti delle esibizioni artistiche di diverse bambine bellunesi. Sport, volley giovanile maschile, la vittoria a Treviso regala la semifinale agli under 15 della DRL. E ancora la Coppa del Mondo attende il talento Barp, livello alto ma ci sono. Sci nordico, il trichianese ha iniziato alla grande il primo anno da senior, non ho timori reverenziali, so che sono partito con il piede giusto. Sci alpino ad Alleghe, Vielmo e Bertagnoli in cattedra in Coppa Veneto, biathlon Coppa Italia, la Gordino Cagnati sfiora il podio in Val Martello. Campionato ripartirà il 4 gennaio, calcio di Serie A, mondiale archiviato, torna là e subito sfida tra Inter e Napoli. Sperano il Milan che è secondo in classifica, la Juventus delle 6 vittorie di fila, mai un'interruzione è stata così tanto lunga e gli effetti sono tutti da scoprire. E a proposito di mondiali, Argentina, un paese in festa e Messi va a dormire con la Coppa del Mondo, mobilitazione di massa ieri a Buenos Aires. Ed ecco appunto alcuni scatti
di Messico la Coppa del Mondo che dorme e ovviamente in Argentina tutti a far festa. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulla pianura nella prima metà di giornata nuvolosità in parziale diminuzione a partire da nord con nebbie locali di notte e in dissolvimento in mattinata. Di pomeriggio parzialmente nuvoloso, di sera nuvoloso con nebbie sparse, sui monti parzialmente nuvoloso con qualche nebbia di notte e in dissolvimento di mattina nei fondovalle prealpini. Precipitazioni sulla pianura di notte probabilità medio-bassa per modeste piogge da sparse a locali andando da sud a nord, per il resto assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.